La consigliera regionale Erika Baldin ha visto bocciare in Consiglio regionale un ordine del giorno che avrebbe impegnato la Regione Veneto nel promuovere economicamente lo studio di fattibilità della tratta ferroviaria tra Chioggia e Piove di Sacco, non prevedendo però stanziamenti a carico della Regione, ma impegnando la stessa a sottoscrivere un protocollo d'intesa con RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Si sarebbe trattato di dare il via a un progetto che la città attende da 140 anni e che permetterebbe di congiungersi a città come Padova in modo più celere senza la necessità di utilizzare l'auto, con i vantaggi che ne derivano dal punto di vista del traffico e dell'inquinamento.